Davvero una persona non è mai un problema. Alcune persone ogni tanto creano dei problemi, ma poi questi insieme bisogna risolverli col contributo di tutti. Se non c'è il contributo di tutti non andremo da nessuna parte. L'emergenza profughi, il problema dell'Europa, dell'Italia, della politica. È il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, a fare appello a tutti, cristiani e non, a cambiare la narrazione di questo particolare momento storico. Pensiamo sempre che sia un'emergenza, invece è una realtà del nostro mondo, continua a ripeterlo il vescovo di Treviso. Dobbiamo, dice, accogliere con giustizia, sicurezza, ma accogliere, rispettando così la dignità di tutti. Il problema la questione non è risolvibile con facili slogan. Ecco, questo io chiedo a tutti di affrontare ciascuno per la sua parte quello che è possibile fare nella cura per le comunità, ma l'appello va anche allo Stato, va alla politica europea, va all'ONU. Sono questioni dove tutti dobbiamo fare la nostra parte e nessuno può essere lasciato solo. E fa appello alla possibilità che noi, così come la politica, abbiamo di scegliere da che parte stare. Il passaggio durante l'omelia della messa per la celebrazione dei 50 anni a Treviso della nostra famiglia, fondata da Beato Luigi Monza, da 70 anni a fianco dei bambini nati con gravi disabilità e delle loro famiglie. Sì, oggi dobbiamo continuare a scegliere per che cosa vogliamo impegnare le risorse di questo nostro mondo. Nell'omelia ho detto magari una bomba in meno, un ordigno in meno e dare più risorse a queste istituzioni che ne hanno bisogno.